Allora, avvocato, tocca a lei. Allora, prima di parlare di sanità, dopo parliamo di sanità. Messi in liquidazione, diceva prima il nostro Stefano Zara, ed effettivamente quando è che, e anche tante volte, no, uno vanta un credito importante, anzi ha un credito importante in confronto di un'azienda, fa fare il fallimento, fa fare la dichiarazione di fallimento in modo tale che qualcosa succeda, no? Sì, succede qualcosa, ma non si recupera nulla praticamente. Esatto, si recupera nulla, però a volte qualcosa succede. Per arrivare alla messa in liquidazione, per esempio, di una banca, perché giustamente, ma sempre con azioni collettive, quindi magari tante azioni intraprese, sì, diciamo è possibile, si può agire in questo senso pur di tutelare i capitali dei poveri risparmiatori che già sono abbastanza vessati a destra manca da tutto? Sì, più che far mettere la banca in liquidazione, direi piuttosto fare una class action di più clienti che hanno subito la medesima situazione e che quindi cercano di tutelarsi in questa maniera. Esiste in Italia la possibilità? Esiste in Italia la possibilità della class action, diciamo che non è così diffusa come in America, però ormai è abbastanza d'uso rivolgersi all'associazione dei consumatori, ce ne sono ormai parecchie sotto vari nominativi, e raccolgono 200-300 persone che hanno acquistato ad esempio titoli sbagliati o sono state costrette ad aprire finanziamenti che poi in realtà sono più con tassi usurai che altro, e da lì vengono fatte queste azioni collettive che ovviamente hanno la capacità e la possibilità di portare alla luce un problema che eventualmente, se invece viene spinto da solo dal singolo, ovviamente non appare sui giornali, non ha neanche la potenza e la capacità poi di ottenere eventualmente in giudizio un ristoro. Certo, diceva Stefano anche prima della Parmalat. La Parmalat fino all'ultimo la gente pensava che la Parmalat era l'azienda nostra, italiana, del latte, cioè tutti la conoscevano fin da piccoli, per cui nessuno pensava, cioè si pensava sempre che alla fine venisse salvata, succedesse qualcosa, tant'è vero che non solo della Parmalat ci sono rimasti male gli azionisti, chi aveva comprato titoli eccetera, ma anche tutti i fornitori, cioè tutti quelli che lavoravano con Parmalat, che proprio per il fatto di avere a che fare con un'azienda stabile, da anni presente sul territorio, cioè un'azienda che comunque era istituzionalizzata praticamente, e tutti hanno lasciato correre debiti che si sono sommati, perché tanto comunque la Parmalat prima o poi pagherà, e da lì quindi invece c'è ingenuità, diciamo, anche da parte degli italiani tendenzialmente. Si crede sempre che un aiuto dall'alto da qualche parte arrivi e che quindi ci sia il salvataggio della banca o dell'assicurazione o della grande azienda, che invece purtroppo non può essere comunque. Certo. E le azioni individuali, che cosa si può intraprendere? Quali azioni possono essere intraprese? Se possono essere intraprese. Quindi... Ma le azioni individuali, diciamo che nei confronti di una banca che ad esempio, allora, ultimamente c'è stata una moda che sta scemando per fortuna da un lato, nel senso che si è cavalcata questo fenomeno dei tassi usurai, no? Fin dal 2005-2006 c'è stata una sentenza molto importante prima c'erano sentenze di tribunale, poi è stata confermata dalla Cassazione, dove praticamente i tassi che venivano applicati sullo scoperto di conto, che sono una sommatoria di tassi, cioè hai il tasso di interesse passivo, poi hai la commissione di massimo scoperto, e questo tasso era oltre la soglia dell'usura. In più c'era il problema che ovviamente noi comuni mortali non è che quando vai a sottoscrivere un contratto e un'esposizione di conto sai cosa significa capitalizzazione trimestrale degli interessi o capitalizzazione mensile. Che poi cosa sia la capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi è cosa ancora più difficile da pensare. Da lì ci si era resi conto, cioè c'era stata proprio una decisione molto importante della Suprema Corte di Cassazione che aveva detto gli interessi sugli interessi, cioè i cosiddetti interessi anatocistici, non sono dovuti, e quindi c'è stata una serie di singole iniziative dapprima di singoli individui che avevano subito queste, che hanno fatto causa alla propria banca, e ci sono state parecchie pronunce vittoriose. Da lì poi le associazioni dei consumatori hanno fatto tutta una serie di azioni collettive proprio per andare a garantire chi aveva pagato nel corso degli anni parecchie migliaia di euro alla propria banca che non erano dovute. Certo, fare un'azione individuale nei confronti della banca difficile?
perché bisogna avere un perito, un CTU contabile che faccia una verifica se effettivamente è pericoloso ed è enormemente costoso. Per cui non è proprio semplice, cioè se gli interessi in gioco non sono così elevati, meglio rivolgersi a un'associazione dei consumatori, meglio fare un qualcosa di collettivo piuttosto che rischiare e soprattutto avere dei costi abbastanza importanti. Altra domanda che è stata posta, truffa, si era parlato per la Banca d'Etruria eccetera, era avvisabile il reato? Ma bisogna vedere il singolo caso concreto. Diciamo che la truffa si fa presto a dire c'è la truffa, occorrono che ci siano degli artifici, dei raggiri fatti ad esempio dal dipendente della banca, dal dirigente, dalla banca. Quindi il dolo. Il dolo di voler rappresentare una situazione di fatto che in realtà non è. Da lì andare a dimostrarla non è proprio semplice, cioè direi quasi... C'è sempre l'elemento probatorio che entra in gioco. L'elemento probatorio, poi bisogna vedere anche a fronte di una querela quali sono poi le indagini che vengono fatte dalla procura e se effettivamente risulta che c'è una coscienza, una volontà di porre in essere un inganno nei confronti del consumatore, che non è semplice sicuramente. Situazioni molto molto complesse. A questo punto, ritornando sempre al discorso dei possibili risarcimenti, si è parlato di un fondo di solidarietà da 100 milioni di euro, esatto, circa. Che cosa andrebbe a coprire? Più di quel fondo, il fondo di salvaguardia, quello di 3 miliardi e 6, che è costituito per salvare queste banche sostanzialmente, ai quali la regia di intervenire in queste fasi di dissesto, di difficoltà è data a Banca Italia, okay? Che ha una responsabilità. L'organo di ci stiamo chiedendo se il problema è questo, non cerchiamo di risolvere, speriamo che la soluzione del problema, che è annosa, perché abbiamo visto che da sempre il mondo della finanza è attraversato da questo tipo di problematiche e per la prima volta incrociamo sul fatto che queste problematiche non siano un prodotto che io ho comprato credendo ma è un prodotto che è legato ai 4 muri in cui entro perché ho il mio conto corrente, perché ricevo lo stipendio o sia andato in difficoltà la casa dove metto i miei soldi. Okay? Soluzioni, ma questo tipo di salvataggio è stato fatto per comunque far sì che queste banche continuino ad operare, perché al di là del discorso obbligazioni subordinate e azioni, queste banche alimentano un tessuto di aziende, mi pare 200.000 quella della zona dell'Appennino, che è importante. Queste banche pagano i loro fornitori, pagano i loro clienti, hanno relazioni con l'estero, con i mercati, attraverso la banca. La banca ha un ruolo, tra virgolette, sociale e economico fondamentale nel nostro tipo di economia. Dal baratto in poi, insomma, se non paghi attraverso la banca non riesci a far nulla, ok? Anche il POS adesso che vogliono comunque ridurre drasticamente ancora la soglia, per avere un POS devi avere un conto, per avere un conto devi avere un rapporto con una banca, che sia una banca vera, fisica o una banca virtuale, comunque un rapporto con istituti di credito lo devi avere. Il discorso è cosa posso fare, io starei molto sereno sul discorso dei depositi. Adesso c'è una grande richiesta, ma se io ho più di 100.000 cosa devo fare? Insomma, il ricorso alle obbligazioni subordinate è stato fatto per non dover accedere ai depositi. Se noi abbiamo in mente Cipro del 2013, in cui il governo cipriota, talvolta dal ciclone delle banche, fece un prelievo straordinario sui depositi, sui conti correnti del 9,9%. È l'unico caso che ricordo, ma comunque Amato ha fatto qualcosina anche l'8 per 1000 è ancora molto famoso anche per questo. Io dico sempre, le banche da anni sono sul pezzo cercando di ristrutturarsi al loro interno. La legge sulla quotazione delle banche popolari è una legge che va in quella direzione della trasparenza. Se devo avere un rapporto con te banca e devo affidarti i miei soldi, voglio essere certo che tu banca sei un mio partner, sei un fornitore mio di denaro, sei il mio partner commerciale, devo essere sicuro che tu sia ok. Bene. Certo. Questo è molto più facile farlo con una banca quotata piuttosto che in una banca tra virgolette non quotata.
Chiarissimo. Da aggiungere qualcosa relativamente al ruolo della Consob e della Banca d'Italia come... Ma diciamo che sono degli istituti di vigilanza, di controllo, che quindi verificano che le banche stiano operando correttamente. Avrebbero dovuto fare un intervento, secondo lei? Ma io, la mia opinione, ritengo che gli istituti di credito italiano tutto sommato siano comunque degli istituti di credito abbastanza sicuri, cioè al di là di queste situazioni emergenti delle banche, di queste 4 banche poi mi pare che siano, no? Che sono, però il resto delle banche italiane, proprio perché sono soggette comunque a un controllo costante sia rispetto a ai prodotti che vendono, sia rispetto anche alla raccolta del risparmio e ai finanziamenti che possono erogare, ritengo che siano abbastanza sicuri. Poi ovvio anche lì se si va, come diceva lei prima, se si va a comprare qualcosa che dà un rendimento alto, mi assumo il rischio, è evidente che non si può pretendere di avere un qualcosa che mi dà parecchi soldini senza avere neppure un rischio di poterli eventualmente perdere o perderli parzialmente, altrimenti bisogna stare su quelle cose sicure che non ho ancora capito quali sono, però perché alla luce di quello che non ho ancora capito quali sono le cose siamo sicure. Passati da sicurezza con rendimento a insicurezza senza rendimento. Che uno a un certo punto dice rinuncia al rendimento, ma dice almeno è sicuro da non perderci, perché qua andiamo al contrario, ci stanno portando diciamo a dei parametri. Tutti, dal piccolo al medio al grande, che magari questa attitudine per ragioni di necessità l'ha sempre avuta, dobbiamo dimenticarci, dobbiamo più essere risparmiatori, ma cercare anche nel piccolo di diventare investitori e di dedicare un po' di attenzione alle nostre cose. Farsi spiegare le cose, farsi dire le cose. È anche vero che quello che diceva quel risparmiatore è che io ho chiesto alla banca e la banca mi ha detto fa questo, fa così, fa così. In questo caso credo che ci sia ovviamente spazio, consono o non consono, per stabilire un'azione di responsabilità della banca a favore della clientela. Questo sicuramente. Ecco, le chiedo un'altra cosa, a proposito di dove investire, cosa fare. Tempo fa le aveva parlato di fondi di investimento, sì. È tornato fuori questo discorso, quali garanzie danno in più? Perché... faccio un esempio molto semplicistico, il mondo della finanza è fatto da 3 grosse categorie, le azioni che sono i pezzetti di azienda, le obbligazioni che sono i debiti che possono essere obbligazioni dello Stato, quindi titoli di Stato, obbligazioni emesse da aziende che utilizzano questo strumento per raccogliere denaro in cambio di interessi, e valute. I fondi armonizzano un po' tutto dentro al loro interno, ovviamente hanno tante categorie in base alla propensione di rischio di ciascun risparmiatore e all'orizzonte temporale, cioè l'offerta è sterminata, hanno patrimoni ingenti, hanno soprattutto dei limiti di concentrazione, vuol dire che all'interno di ciascun fondo, ecco, il fondo non può comprare più di tanto di una singola cosa. Cosa vuol dire? Che supponiamo che quel fondo gestito in maniera dissennata avesse al suo interno le subordinate di Banca Etruria, ecco, non potrebbe averne più di tante. Quindi tutto sommato il rischio è minimo. Sì, ma su 100 titoli avrebbe avuto 1 o 2. Diciamo che il rischio è più controllato. La diversificazione riduce automaticamente il rischio. Certo. Questo è un vantaggio. Quindi non è dei 3 rischi che sono sostanzialmente il rischio dell'emittente che fallisca, okay? Il rischio del mercato e il rischio valutario, il rischio dell'emittente non esiste o è molto controllato, molto controllato. Bisogna anche dire che con tutti i suoi limiti, tutti i suoi difetti, l'industria dei fondi è un'industria sterminata, sono 5 pagine del Sole 24 Ore e comunque ormai insomma, il piccolo risparmiatore all'interno acquisisce un po' di competenza, riesce a, tra virgolette, a navigare in questo mare con una certa facilità. Il risparmio gestito deve essere la condizione sine qua non per chi vuole un po' fare le sue cose. Purtroppo noi riconosciamo la validità di certi strumenti soltanto quando incrociamo l'unica cosa che il fondo non può darti è la certezza del rendimento. Questo non esiste in però non va in perdita.
il fondo ha anche un'altra cosa, Sì. è trasparente, ti dice quanto costa, chi lo vende, banche o banche normali, diciamo, o banche specializzate, ha anche una scontistica a disposizione, per cui le commissioni per comprarlo o per venderlo possono anche essere elise completamente. Non ha vincoli di solito, non ha vincoli di durata, per cui io lo compro oggi, ma se fra una settimana cambio idea me li posso portare a casa i miei soldi, e soprattutto posso monitorare continuamente il suo valore, perché la quota è pubblicata sui giornali. Ma c'è il perché... rischio di perdere? Certo, in tutti i prodotti, però attenzione, questo rischio è misurabile, e anche le aspettative di rendimento. Quindi tu sai che se prendi qualcosa che ha delle ampie aspettative di rendimento, perché ci sono valute, perché ci sono le azioni per mercati emergenti o azioni di un particolare settore che possono... Ecco, sai che questo può avere un ciclo economico che cresce, delle aspettative di rendimento interessante, ma ti esponi a delle oscillazioni anche in basso. Attenzione, le oscillazioni sono una cosa, ti possono far venire mal di pancia quando le vedi, perdere i soldi è un'altra, quindi se non altro ci togliamo da parte il problema di perdere i soldi. Ecco, esatto. Cioè Quindi... di non poterli avere più. Ecco. Esatto, cioè almeno quello che hai investito ti torna, Certo. questa certezza qua. In questo momento addirittura siamo arrivati a questo punto qui, cioè ridotti all'osso. Che è sempre stata però la situazione degli altri mercati. Sì, degli altri sì, mercati. infatti, no, è vero questo. Noi i fondi pensionistici. Però non siamo abituati, diciamo Non così. siamo abituati. Infatti questo è un problema. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme tra poco.